Servizio. La vittoria per 6-0 contro l'Arenzano ha proiettato l'Ospedaletti calcio a 5 in vetta al campionato di Serie C. Andiamo a vedere la sequenza dei gol e delle azioni salienti nel nostro servizio. Nel campionato di Serie C più indecifrabile degli ultimi anni, l'Ospedaletti ritrova il primato al termine di un incontro dai due volti, contratto nel primo tempo con gli orange passivi nell'accettare i ritmi soporiferi di un Arenzano spuntato, piacevole nella ripresa, quando la strigliata di mister Franco Basta produce un aumento dell'intensità delle conclusioni e di conseguenza dei gol. Inizialmente non siamo riusciti ad imprimere il nostro ritmo, viaggiando a una velocità addirittura inferiore a quella dei nostri allenamenti, ha confessato l'allenatore arancionero, e abbiamo tardato troppo ad andare alla conclusione, infrangendoci contro il loro muro. Una volta sbloccato il risultato al 12° minuto con la magia di Ferrandini in mezzo a due che ha spalancato la porta per il tap-in di Capitan Bianco, l'Ospedaletti ha dunque dovuto aspettare la ripresa per annichilire l'Arenzano con un 6-0 che porta anche la firma inedita del portiere di movimento Paolo Rovere. Il prossimo impegno per la capolista sarà domani sera a Genova col San Lorenzo della Costa, squadra esperta sorniona ma in fase calante visti i recenti 2 KO consecutivi, ma Basta non si fida, viaggiano sotto traccia ma sono una squadra scorbutica che ha anche conosciuto recentemente la Serie B. Noi andremo nel capoluogo con soli 10 effettivi e questo potrebbe crearci qualche grattacapo ulteriore nelle rotazioni. Chiudiamo andando a riesaminare la classifica del campionato di Serie C dopo l'8° turno. Ospedaletti, Borgofornari e Priamar Savona comandano con 15 punti, seguiti proprio dal San Lorenzo della Costa a 13 e dalla Città Giardino a 12. Più staccate troviamo Arenzano e Maniera Pallo a 7, Genova Calcio a 5, a 6 e il fanalino di coda Sarzano a quota 1. Bene. Ottimo risultato per l'Ospedaletti che approfitta dei passi falsi delle dirette concorrenti per avvicinarsi a quello che è l'obiettivo della stagione, ovvero la promozione per l'ennesima volta in Serie B. A contenderselo questo pool di squadre, fra cui il Priamar secondo me potrebbe essere quella più insidiosa, ma la prestazione ha fatto ben sperare anche se inizialmente i ritmi non sono stati altissimi, ma l'abbiamo visto, poi alla fine l'Ospedaletti è riuscito comunque ad avere la meglio. Vabbè, con la guida di Franco Basta, poi ha aggiustato un po' le cose e si è visto nella ripresa È molto difficile giocare con avversari che non ti permettono di esprimere il tuo potenziale e che cercano di rallentare i ritmi. Purtroppo, ovviamente, la squadra più debole fa adagiare sui propri ritmi, sulle proprie intensità, quella più forte, ma questo è una costante di questo campionato.